Un gemellaggio tra Venezia e le tre repubbliche marinare rivali, Pisa, Genova ed Amalfi. È questa l'idea, fortemente voluta dal sindaco Luigi Brugnaro per la festa della Sensa 2019, che verrà celebrata domenica 2 giugno in città. Una circostanza resa possibile dal fatto che il giorno prima, sabato 1 giugno, sarà proprio Venezia ad ospitare il 64esimo palio delle antiche repubbliche marinare. E qui il galeone veneziano cercherà in tutti i modi di tornare a quella vittoria che manca proprio da 4 edizioni, quando cioè la sfida venne ospitata proprio a Venezia. Il percorso di gara avrà importanti novità. L'arrivo non sarà più all'altezza di San Marco, troppo distante da chi assiste, ma addirittura all'ingresso del Canal Grande, dove sarà fissato il traguardo all'altezza della chiesa della Madonna della Salute, con l'innalzamento di una grande tribuna. Ma sarà festa fin dal tardo pomeriggio di venerdì 31, con il corteo storico. Partenza del corteo di 320 figuranti da Piazza San Marco e arrivo in via Garibaldi davanti all'Esedra, dove sarà installato un palco e da là saranno fatte le presentazioni dei 4 equipaggi che il giorno dopo si sfideranno nel nome delle 4 repubbliche. Sarà coinvolta la cittadinanza. Balli, musiche tipiche locali e soprattutto i piatti tipici saranno offerti gratuitamente a quanti vorranno, e speriamo tanti, partecipare.